Il re d'Aleghit altirà d'onghi e truppis, tantis come il savalon calè sull'or dal mar, e un grum di navs, e al cirive di chiappà colinghian il ream di Alessandri, par giuntalu al suo ream. Arrivà in Sirie cum per aulis di paz, e la intesitas ispalancavin lis puartis e i levin in quintri, parce che il re Alessandri, somisser, alveve dato ordin di lai in quintri. Ma appena entrat tu ne citat, Tolomeo al metteve in ognune truppis par guardeale. Quanche arrivà in Asdod, i mostrarin il templi di Dagon brusat, e i borgs dolintor fiscas, i cadavars sparnicias cae là, e c'è cal restave di che caierin stas arsinis in vuere. Iuvevin just in grumas la calveve di passà il re. I contarin al re c'è cal veve fat Gionate, par mettilo a mal, ma il re non diseune per aule. Gionate ile inquintri al re in Iope con grande pompe, e si saludarin un cul altri, e a passarin l'agnot ventilà. Po dopo Gionate accompagna il re fin tal flum che i disin Eleuter, e al tornà in Gerusalemme. Il re Tolomeo al chiappà dutis licitas de queste fin a Seleuce sul mar, e al masanave dome plans di che trist ai damps di Alessandri. I mandà mes al re Demetri che i diserin, dai, fasin un patio e te, io ti darai me fie, che le ha Alessandri, e tu regnaras in pendito pari. Mi soi pintut di veidate me fie, parce che alla cirut di copami. I ghiava fur chiacaris, parce che al smicchiave di ve il soream. Si che dunque i chiole Sofie e iedea Demetri, così si distaccà di Alessandri, e duc a vinirin a save caierin in rotis. Tolomeo agli entrà in Antiochia e si mette sul chiav la corona de Asie. Si mette sul chiav dos coronis, che è d'Aleghit e che è de Asie. Alessandri in che il frattimpa gli era in Cilice, parce che si era rivoltà della int di Chetiere. Appena che Alessandri al vigni a Savelu, al marcià quintri di lui partacalu, ma Tolomeo, Iesut fur, il quintri contro un grande esercit e lo batté. Alessandri al schiampà in Arabie, parchiattassi un ripar, e il re Tolomeo al crescè in glorie. L'arabo Zabdiel i chioncià il chiafa Alessandri e al mandà a Tolomeo. Ma anche il re Tolomeo al morì 3 dis dopo, e i suoi oms, caierin tes fortecis, a forin copas di atris di lor, caierin tes tessis fortecis, e così Demetri al diventa re talan 167. In che dis Gionate al clamadonghie i oms de Giudee, perché appalacre in Gerusalemme, e al prontà un evore di machinis quintri die. Allora un pos di nemis dal popol, dute intate, all'erin di corse dal re a contai che Gionate al sidiave lacre. S'intinto un etal che el si inrabbià, e appena che si fosse ancirat che iere vere, al ghiava il campament e alle a Tolemaide. Po iscrive a Gionate di tirar via l'Issoschiris, e di là in quintri a Tolemaide più svelt cal podeve par un sclariment. Quanche Gionate al chiappà il mes, all'ordenà di continuare a sidia, e si è giunto un trop di anzians e di predis, al frontà il pericolo di persone. Al chiolè da ursi arinte aur, vistis e un evore di atris regai, e alle dal re a Tolemaide e al chiatta gracia ai siei voi. Un pos di traditors dal suo popolo a tentarin di mettilo a mal, ma il re lo trattà come che lo avevi intrattat che prendi lui, e lo onorà denandi duchi siei amis. I confermà l'incariche di prim predi, e duchi che i altri sonors calveve prime, e al volè che al fosse segnat fra i prins siei amis. Gionate i domandà al re di sfranchiare la Giudea de Stassis, all'impar de Stretoparchis e de Samarie, e in promette 300 talents. Il re all'accettà e scrive a Gionate in merit letari su questo intono.
Il re Demetri al fra di Gionate al popul dei Giudeos. Salut. Us mandin anche a voatris une copie deletare che vin scritte all'astene, nestri parint, sul vostri cont, par vostre cognoscince. Il re Demetri a sopari l'astene. Salut. Ho vin decidut di bonificare il popul dei Giudeos, che son nestris amis e che rispietin i nestris diris, pal bon trat che han con no. Urlasin la paronance de tiere de Giudee, i tre distres di Afereme, di Lide e di Ramatain, di Avas de Samarie, arrestin de Giudee, conduci lor borgs. A pro di che fasin sacrificis in Gerusalem, o rinunzin all'istassis regals, che il re al chiappave sulli di lor ogni anno, sui prodos de tiere e sugli spomis dai arbui. Di chi in denant, ur sparagnin duci nestris diris, sulis decimis e sulis tassis, lis salinis e lis coronis che nus partegnin. Partint di vue e par simpri, nissun di chesc ordins nol vignarà tirat vie. Cirit partant di fa une copie di chestis robis e di faieve a Gionate perché la metti sulla mont sante, d'un luc che ducia puedin viodile.